Uccisa per ordine dei boss e fra questi suo padre, per aver osato affrancarsi dalla cultura mafiosa di cui doveva essere parte per discendenza. Morì così nel corso di una finta rapina Lia Pipitone, assassinata il 23 settembre dell'83 in via Papa Sergio I nel popolare quartiere dell'Arenella a Palermo. Eppure oggi per lo Stato Lia Pipitone non è una vittima innocente di mafia, proprio perché è figlia di un boss. La legge impone che non si possa riconoscere lo status a chi ha un mafioso riconosciuto come tale parente fino al quarto grado. Un ostacolo insormontabile per la burocrazia, assurdo invece alla luce della sentenza per Libera, la cui delegazione palermitana oggi ha posto una lapide provvisoria in ricordo di Lia Pipitone nel luogo dell'omicidio. Lia era figlia di un boss, ma con le sue pratiche, la sua azione quotidiana, le sue scelte di affrancarsi dal contesto familiare mafioso ha assolutamente determinato una cesura con quel contesto, e per questa ragione noi rivendichiamo per lei e per tutte le altre donne che hanno fatto questa scelta coraggiosa il diritto di essere riconosciute come vittime di patriarcato mafioso. Questa condizione di mancato riconoscimento pesa anche sui discendenti di Lia. Nelle scorse settimane il figlio Alessio si è visto rifiutare una domanda di assunzione quale figlio di vittima di mafia proprio perché sua madre non viene riconosciuta tale per la parentela. Insomma, essersi affrancata le è costato la vita, ma questo non le garantisce il riconoscimento di vittima. Il primo modo per combattere questo cancro che tutt'oggi affligge la nostra terra è quello della conoscenza. Si può combattere ciò che conosciamo. Quindi far conoscere a quante più persone possibili. La vicenda che è accaduta a mamma è uno step fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata e la mafia. Il prossimo passo per tutti sarà ottenere l'apposizione di una lapide definitiva al posto di quella provvisoria, collocata e inaugurata oggi. Hai avuto paura? Sì. Giuseppe Trovato, attivista catanese, martedì scorso era a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, all'Istituto Superiore Odierna per parlare di legalità agli studenti. Al termine dell'incontro, l'amara sorpresa. Mentre facevo una riflessione in cui dicevo che 5.000 mafiosi hanno rovinato l'immagine di 5 milioni di onesti siciliani, ho citato come esempi negativi Totuccio Pace e Nicola Ribisi. Mentre io ero da solo e stavo raggiungendo la macchina per tornare a Catania, un ragazzo mi ha chiamato e mi ha detto Giuseppe fermati, con tono aggressivo ha iniziato ad attaccarmi, a chiedermi chi mi avesse dato il permesso per venire a Palma di Montechiaro, chi mi avesse dato il permesso di citare il nome di Nicola Ribisi, chi mi avesse autorizzato a fare questo e che me ne dovevo scappare e tornare immediatamente nel mio paese. Chi era questo ragazzo che l'ha minacciato? Allora, questo ragazzo dovrebbe essere riconducibile appunto come figlio, come parente diretto di Nicola Ribisi, uno dei capi mafia del territorio di Palma di Montechiaro, recentemente, qualche mese fa, già condannato a 10 anni e 4 mesi nell'inchiesta Condor. L'unica cosa che mi sono sentito di fare è stata quella di denunciare immediatamente l'accaduto, prima sui social, e proprio oggi mi recherò alla questura di Catania per formalizzare la denuncia. Trovato, nonostante avesse avvertito un po' di paura, non ha fatto alcun passo indietro. Ieri è andato in una scuola di Favara per un'altra assemblea, anche se in un primo momento, con l'alibi della sicurezza, la dirigente avrebbe rifiutato di farlo parlare. Ricevo una chiamata da uno degli organizzatori di Scuola Zoo, che aveva organizzato l'assemblea, che mi avvisava che la presi e la dirigenza aveva intimato che io non dovessi entrare o avvicinarmi alla scuola e in caso in cui avessi fatto l'assemblea si sarebbe sciolta. Un comportamento inaccettabile che ha suscitato indignazione e numerose reazioni di solidarietà nei confronti di Trovato. Questo non lo dico io, ma lo dice esattamente il 400. Di sicuro mi rimangono dei flash orribili che quando ci penso, anzi sono diminuiti gli attacchi di panico, perché prima ne soffrivo molto spesso, soprattutto la notte non riuscivo a dormire. A parlare è Asia, la ragazza violentata dal branco a Palermo la notte del 7 luglio scorso. È contenta di essere stata creduta, ma torna sull'episodio che le ha cambiato la vita e non riesce comunque a gioire per la prima condanna di uno dei suoi 7 aguzzini, il minorenne all'epoca dei fatti, che dovrà scontare 8 anni e 8 mesi di reclusione. Visto che tutti erano andati contro di me per via di tutti i giudizi che appunto avevo ricevuto, quindi su questo il fatto che sono contenta che mi hanno creduto, però d'altra parte sono sempre dei ragazzi della mia età e io non sono fatta così, che comunque non ho quest'odio contro nessuno e mi dispiace che si siano bruciati così, ma come si sono bruciati loro la vita me la stavano bruciando a me e in parte che me l'hanno bruciata.
Asia adesso sta meglio, sta cercando di rifarsi una vita, anche se le ferite interne restano. Non vive a Palermo, anche se il suo cuore è rimasto in Sicilia, e quando pensa a quella notte infinita tornano le lacrime. Mi dispiace che comunque sia successo tutto questo, soprattutto in primis ovviamente per me, perché se non fosse successo magari sarei attualmente una persona diversa e non tormentata, quanto già comunque lo ero prima a causa di tutto ciò che si è susseguito nella mia vita, che diciamo non è mai stata così tanto comunque serena. Lo scandalo dell'Università Fantasma italo-bosniaca, sollevato da Repubblica, è una svolta. La Procura di Palermo oggi ha fatto scattare diverse perquisizioni. Le indagini non riguardano soltanto l'ipotesi di una maxi truffa agli studenti, ma anche prenderebbero in considerazione altre ipotesi di reato, come quella di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, autoriciclaggio e riciclaggio. Nel registro degli indagati sarebbe iscritto il professore Salvatore Giuseppe Maria Messina, qualificato come rettore per le attività internazionali dell'Università bosniaca e presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet, dipartimento che a suo dire opera in convenzione con l'Ateneo di Gorazde per i corsi in italiano. Quindi i finanzieri questa mattina si sono recati nella sua abitazione, lui che ufficialmente risulta residente in Albania, ma invece abita nello stesso domicilio del figlio, pure lui indagato. La perquisizione è scattata anche nella sede del Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet in via 12 gennaio e negli uffici di via Umberto Giordano. La Guardia di Finanza è andata anche a Marsala, nello studio di Alessio Culotta, ritenuto un prestanome di Salvatore Messina, ufficialmente rappresentante della società Italia e Cultura SRL, una delle società che sarebbero state utilizzate dal fantomatico rettore per far rientrare in Italia dall'estero i soldi pagati dagli studenti. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Massimo Palmeri e dal sostituto Vincenzo Amico, è appena all'inizio. Gli investigatori hanno raccolto le denunce di 7 studenti, adesso stanno raccogliendo la documentazione attraverso perquisizioni e sequestri. Si cerca di ricostruire l'attività di Salvatore Messina, che intanto è indagato per autoriciclaggio, il figlio Dario per riciclaggio, Culotta è sotto inchiesta invece per trasferimento fraudolento di valori. Piovono 1 miliardo e 850 milioni di euro per l'edilizia ospedaliera in Sicilia. È infatti arrivato il via libera dal Ministero della Salute alla rimodulazione dei fondi ex articolo 20 decisa dalla Giunta regionale. Il governo guidato dal presidente Renato Schifani disegna la sanità di domani, almeno dal punto di vista delle infrastrutture ospedaliere. Si tratta di un piano da circa 1 miliardo di euro nella sola città di Palermo, cofinanziato al 95% dallo Stato e al 5% dalla Regione. Vi si prevede la costruzione di 4 nuovi ospedali. Vedrà la luce il polo di eccellenza pediatrico, sarà costruito il nuovo ospedale civico, un nuovo ospedale policlinico e nascerà la struttura ospedaliera unica di Palermo Nord, attualmente servita dall'azienda unificata Villa Sofia Cervello, dentro la quale avrà sede il polo oncoematologico della regione. Per il civico si prevede un edificio di 7 piani, circa 70.000 metri quadrati, dopo l'abbattimento dei padiglioni più vecchi, mentre quelli un po' più moderni verranno totalmente ristrutturati e rifunzionalizzati. Da questo piano scompare però il progetto dell'ISMET 2, che costerebbe 380 milioni per creare 140 posti letto. Si tratta dell'ultimo tassello nel piano complessivo di spesa per l'isola. I primi investimenti erano già stati programmati nelle altre province, ultima soltanto in ordine di tempo la sottoscrizione dell'accordo di programma approvato nella riunione di giunta, che consentirà di dotare anche Siracusa di un nuovo presidio ospedaliero. Il piano concordato con il Ministero prevede, oltre al finanziamento del nuovo ospedale di Siracusa, anche quello di Gela, che avrà 250 posti letto e per il quale la Regione ha già un budget di 280 milioni. Prevista anche la ristrutturazione dell'ospedale Ingrassia di Palermo per 6 milioni di euro. Le opere saranno completate fra i 2 e gli 8 anni a seconda dei progetti. Alla fine la sanità siciliana avrà ospedali nuovi, sperando che nel frattempo arrivino anche i medici, la cui carenza attuale renderebbe impossibile utilizzarli. Li abbiamo definiti i fossati della vergogna, doppia vergogna per chi getta la spazzatura in maniera selvaggia e per chi non la raccoglie adeguatamente, causando danni ai marciapiedi e al verde pubblico e in alcuni casi sradicando le radici degli alberi, come avvenuto sul viale Mario Rapisardi all'altezza del civico 192. La voragine che vedete e che vi abbiamo mostrato ieri nel corso dei nostri TG è stata scavata dai mezzi utilizzati per raccogliere i cumuli di immondizia, ma il braccio meccanico ha anche urtato il muro di un condominio, sfiorando addirittura una tubatura del gas.
poteva essere una strage, denuncia un anziano che ha voluto mantenere l'anonimato, mentre il consorzio Gema, che si occupa della raccolta della spazzatura nell'Ottocentro e quindi in Viale Mario Rapisardi, si difende e passa al contrattacco, puntando il dito contro gli incivili. 1 o 2 volte a settimana siamo costretti ad utilizzare bobcat e ragni per raccogliere l'immondizia, perché a mano impiegheremmo tanti uomini e tante ore. Raramente, si legge in una nota, causiamo danni e laddove li causiamo provvediamo a risarcire. Il video da voi mostrato è un danno collaterale, precisa Fabrizio Patania di Gema, ma la colpa è dei condomini del civico 192 che, imperterriti, non rispettano orari e modalità di raccolta, senza provare il minimo senso di vergogna. Stessa situazione e stessi fossati a Montepo, ma questa volta il problema e la competenza della raccolta spetta a Supereco, che se la vede con altri cittadini ed altri incivili. Giocando con Orlando, rivisitazione ispirata alla storica opera di Ludovico Ariosto, ovvero l'Orlando Furioso, in scena al Teatro Politeama di Garibaldi e che avrà come punta di diamante il noto attore Stefano Accorsi. Si tratta della prima esecuzione a Palermo della rilettura che Accorsi fa dell'Orlando Furioso, trasferendoli in una presenza teatrale dove coincidono musica e narrazione. Nell'opera l'attore, vestendo i panni di un simil cavaliere, cavalca il tema dell'amore sotto diverse declinazioni: perso, sfortunato, vincente, doloroso, sofferente, sacrificale, gioioso e naturalmente furioso. Mettere in scena a Palermo questa nuova versione con le musiche composte da Dana, una compositrice araba, siamo nel luogo in cui si incontravano le culture, le due grandi culture mondiali. Questo testo parla esattamente di questo. Io penso che sia un bellissimo battesimo. Stefano Accorsi a Palermo sta definendo gli ultimi dettagli in vista dello spettacolo di venerdì, ma avrà anche tempo per visitare la città. Spesso dopo la replica notturna serale costringevo tutta la compagnia a fare lunghissime camminate, ma no, costringevo perché si cena tardi, quindi mi piaceva camminare, ci facevamo scoprire le città di notte, quando appunto sono quei momenti di grande privilegio in cui, non lo so, ci si lamenta sempre del traffico delle città e di notte non c'è mai nessuno, e quindi uno può veramente apprezzare, magari non entrare nei grandi monumenti, nei grandi luoghi pubblici, però anche apprezzarli così, la loro maestosità. Mi piace perdermi nelle città. Antonello da Messina credo che farà un salto a vedere quello sempre. Io sono molto, molto emozionato, talmente emozionato che quasi ci sto ripensando. Si conclude l'avventura di Lucarelli sulla panchina del Catania, al suo posto Michele Zeoli. La terza esperienza del tecnico toscano nella sua carriera di allenatore alle pendici dell'Etna era cominciata con ben altri presupposti ed è naufragata sotto i colpi dell'Avellino. Sognava di riportare il Catania in B. Lucarelli l'ha condotto fino alla finale di Coppa Italia di Serie C, ma in campionato ha raccolto pochissimo, finendo con la squadra al limite della zona play-out dopo un mercato invernale che ha portato 13 giocatori nuovi. Nel post-gara di Avellino aveva richiamato all'unità di gruppo e ambiente, se ci sarà, non ne godrà lui, risoluzione consensuale. Il vicepresidente Grella, attraverso un comunicato della società, ha dichiarato che non c'erano i presupposti per andare avanti insieme. E così ecco il ritorno di Zeoli, già componente dello staff tecnico, che raccoglie l'eredità come aveva fatto nel post Tabiani, dando l'idea del grande attaccamento che ha verso i colori rossazzurri. A novembre aveva guidato gli etnei fra l'era Tabiani e quella Lucarelli. 2 partite, una vittoria in Coppa con il Picerno e una sconfitta in campionato con il Cerignola. Con Lucarelli vanno via il vice Vanigli, il preparatore atletico Colombino e il preparatore dei portieri Spinosa. Zeoli invece porterà con sé come secondo Leo Vanzetto, protagonista l'anno scorso in Serie D con il Città di Sant'Agata, Giovanni Pretralia, preparatore atletico con pieni poteri, Maurizio Bonfatto alla preparazione dei portieri. Nomi del terzo cambio in panchina in casa etnea: Tabiani, il primo tecnico della C del nuovo Catania, aveva raccolto in campionato una media punti di 1,25. Lucarelli si è fermato a 1,17. Il successore è chiamato insomma a risollevare completamente una stagione che in campionato ha avuto un andamento solamente negativo. Un Messina impreciso e sfortunato cede il passo davanti al Crotone, che torna a vincere in campionato dopo quasi 2 mesi e una serie negativa di 5 pareggi in 8 incontri. La squadra di Modica spreca occasioni in serie con Ortisi, 2 volte Rosafio e Zunno, colpisce la parte alta della traversa con lo stesso Rosafio e viene penalizzata da un arbitraggio quantomeno discutibile. Nicolini di Brescia annulla per fuorigioco inesistente un gol regolare ad Emmausi.
Mausso, tenuto in gioco da Giron, e nega un rigore evidente a Rosafio. Entrambi gli episodi sullo 0-0. Le due squadre cercano la vittoria senza accontentarsi. La svolta al minuto 34 della ripresa con Comi, preferito a Gomez, che segna di testa sull'assist di Crialese, da poco entrato in campo. Sono le mosse vincenti di Baldini, che dopo 2 KO di fila restituisce fiducia e serenità al club calabrese e in chiave play-off spedisce un buon Messina agli esami di riparazione. I giallorossi nel finale perdono anche la testa con il rosso diretto ad Emmausso, ma al di là degli errori arbitrali comunque decisivi, riflettono su una prestazione da squadra poco cinica e si concentrano sui punti mancanti alla salvezza. Poche infrastrutture e pochi investimenti. L'Italia è ultima nelle performance sulla mobilità sostenibile su ferro. Le città sono sotto scacco di traffico e smog. Il report pendolaria di Legambiente, che analizza ogni anno lo stato di salute delle ferrovie italiane, ha fotografato un paese fermo al palo, dove servirebbe, dicono, uno sforzo aggiuntivo sulle risorse economiche fino al 2030, 1,5 miliardi di euro l'anno per realizzare linee metropolitane, tranvie, linee suburbane, recuperando i fondi alle tante infrastrutture autostradali e stradali previste, evitando, ha detto il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, di sprecare risorse per inutili opere faraoniche come gli 11 miliardi di euro stimati dal governo per realizzare il ponte sullo stretto di Messina. La proposta alternativa, oltre allo svecchiamento e al miglioramento della rete ferroviaria siciliana, resta l'acquisto di navi che trasportino treni interi come i traghetti Ro-Ro lunghi 200 metri, una soluzione che consentirebbe di dimezzare i tempi di attraversamento dei treni lungo lo stretto, scendendo ad un intervallo di circa 50 minuti invece delle 2 ore attuali. Il report nazionale di Legambiente segue quello per aree geografiche e qualche settimana fa ha fatto tappa anche a Messina, focalizzando l'attenzione sulla situazione in Sicilia, dove i treni sono più vecchi, un'età media dei convogli di 18 anni, molto lontana dai 14 di quelli in circolazione al nord. Le corse dei treni regionali, ha evidenziato Legambiente, in Sicilia sono ogni giorno 472 contro le 2173 della Lombardia, benché i residenti in quella regione siano solo il doppio di quelli in Sicilia, rispettivamente 10 e 5 milioni, in una regione comunque di estensione inferiore a quella dell'isola. E poi il confronto sulle linee: in Sicilia sono 1267 km di linea a binario unico, l'85% del totale di 1490 km, mentre non sono elettrificati 689 km, pari al 46,2% del totale.